Calcio, lunedì le prime decisioni in casa Catania con il rientro di Grella in sede e il consiglio di amministrazione tempi serrati per direttore sportivo, allenatore e il ritiro estivo. Marco Carli. Lunedì la giornata delle prime decisioni. L'ho anticipato Pelligra con la notizia del CDA, ma lunedì è anche il giorno del ritorno in sede di Grella, a cui il presidente ha in 2 occasioni, nota riservata alla stampa e incontro a Torre del Grifo, rinnovato la fiducia per quello che è un socio nella proprietà. Si parlerà anche del lavoro estivo, con la speranza di partire subito a Torre del Grifo, ma prende corpo l'opzione 2, con prima parte fuori Catania e seconda in sede, anche perché la stagione comincerà prima di Ferragosto con la Coppa Italia. La scelta poi è relativa all'allenatore e sarà quella che determinerà anche la definizione della rosa, con un mercato da fare in stretta collaborazione con il DS. I 3 tecnici, che al momento sono in ballottaggio, hanno caratteristiche tattiche diverse. Biancolino d'Avellino ha sempre giocato con il 4-3-1-2 nelle giovanili e in C, per poi passare alla difesa a 3 nell'ultimo anno in B. Caserta ad Empoli nell'ultima stagione ha giocato a 3, come i suoi predecessori Pagliuca e Dionisi, ma quando ha potuto impostare la stagione ha dato spazio alla difesa a 4. De Giorgio ha un credo tattico, il 4-3-3, con bomber centrale in grado di incidere. Conosce bene Caturano, che ha rimediato una squalifica per 6 giornate dopo una rissa ai tempi di Potenza. Tirando le somme, soprattutto per i primi 2 tecnici, le alternative sul sistema da adottare esistono e, per fare un esempio tattico, Donnarumma e Casasola potrebbero ancora agire da esterni di centrocampo nel ruolo a loro più congeniale. Presto, col nuovo allenatore se ne saprà di più. Da lunedì arriva il tempo delle scelte. Sono tante, vanno prese velocemente e soprattutto nel modo migliore. Noi ci fermiamo qui, appuntamento per altre notizie alle 20, grazie per averci seguito, buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.